Bene, iniziamo. Intanto buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti ai nostri 12 ospiti all'Università di Udine, i 12 corsisti e corsiste della 14ª edizione, lo sottolineo, del corso di perfezionamento Valori identitari e imprenditorialità. Benvenuti all'Università di Udine da parte di tutti noi. Il corso che verrà adesso inaugurato attraverso i saluti istituzionali nasce da un progetto di ricerca che aveva coinvolto 5 atenei a partire dal 2009 e l'Ateneo di Udine aveva orientato questo progetto di ricerca anche verso un progetto formativo, da un'idea, in cui lo ringrazio, del collega professor Orioles, linguista, che aveva ideato questo corso per i discendenti di emigrati italiani, in particolare friulani, in Sud America. Quindi benvenuti, e io do però a questo punto subito la parola al prorettore vicario dell'Università degli Studi di Udine, che ringrazio per essere qui con noi, il professor Andrea Caffarelli. Grazie Raffaella, sono io che ringrazio voi dell'invito e saluto veramente con viva cordialità i partecipanti a questo interessante corso di perfezionamento. Io mi sono preparato un breve testo perché le parole vanno pesate, vanno misurate, bisogna rispettare scrupolosamente i tempi, e apro questo mio rapidissimo indirizzo di saluto con una citazione. Ospiti e naturalizzati in paesi dove attingete con il pane la gioia di vivere, continuate da buoni cittadini nelle vostre attività professionali e civili, ossequienti del popolo che vi accoglie, ma non dimenticate mai, non dovete mai dimenticare la casa e la chiesa dei padri, il profilo dei monti, della terra che vi invia questo messaggio nella speranza di rinnovarlo periodicamente. Era il 25 dicembre 1952. Dalla stazione RAI di Roma, in onde corte, le parole di Chino Ermacora aprivano la prima trasmissione radio per gli emigranti friuli nel mondo. Il tema trattato da questa trasmissione, che rimase nel palinsesto RAI fino al 1980, è sempre stato il rapporto tra l'emigrato e la sua terra d'origine, il Friuli, nella continua ricerca di creare intorno allo stesso, pur nel rispetto, intendiamoci, della ricchezza e della diversità dei patrimoni culturali e linguistici, il senso della famiglia, l'impulso identitario, favorendo il mantenimento e la dimestichezza con la parlata di famiglia, la lingua friulana. Sono passati da allora molti anni, ma l'impegno assunto non è venuto meno. Tra pochi giorni festeggeremo i 70 anni dell'Ente Friuli nel mondo, e saluto il presidente Basso, e oggi diamo il benvenuto a voi, giovani argentini e brasiliani di origine friulana, che partecipate a questo corso di perfezionamento su valori identitari e imprenditorialità. È un corso giunto ormai alla 14ª edizione, e questo dice molte cose, perché credo sia il corso più longevo in Ateneo, o tra i corsi di perfezionamento più longevi in Ateneo. Il fatto che sia giunto alla 14ª edizione è la dimostrazione che è un prodotto formativo estremamente solido. Non sottraggo tempo ai colleghi, alle autorità presenti, però consentitemi di spendere 2 parole di ringraziamento. Innanzitutto devo ringraziare la professoressa Bombi e il professor Orioles, perché
Il corso è nato da un'idea del professor Orioles ed è stato e viene portato avanti con straordinario entusiasmo dalla professoressa Bombi. E questo è un progetto nel quale si fondono in modo sinergico le tre missioni dell'università: la didattica, la ricerca e la terza missione. Perché dietro il corso di perfezionamento, lo vedete, c'è una vivace attività scientifica che ha portato a risultati di grande rilievo e c'è soprattutto un intenso lavoro di trasferimento della conoscenza. Questo è un progetto e forse qui va ricercata anche la ricetta della longevità, nel quale il concetto di identità non è rigido, non è un concetto claustrofobico, ma viene declinato nella sua complessità e viene analizzato intersecandosi in modo sinergico con un insieme di saperi e con il tema dell'imprenditorialità, anch'esso declinato nella sua più ampia e nobile accezione. Lo dimostra il fatto che di anno in anno il progetto viene aggiornato nei contenuti, si apre alle nuove frontiere del sapere e al dialogo interdisciplinare. E non è un caso ancora che il progetto si sviluppi all'interno di un contenitore, uso un'espressione impropria, la direttrice non me ne vorrà, che è il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. Un dipartimento, anzi il nostro dipartimento di eccellenza, e trovi nel laboratorio di comunicazione e linguistica il luogo ideale per sviluppare progetti di ricerca non solo sui valori identitari, ma anche sui temi della comunicazione istituzionale, delle minoranze linguistiche, del metalinguaggio. Quindi i sensi della mia gratitudine vanno a tutti coloro, e vi garantisco non sono pochi, che consentono al corso non solo di resistere nel tempo, ma di crescere, perché questo è un prodotto che non ha raggiunto la sua fase di maturità, è un prodotto ancora estremamente vivo e ha delle grosse potenzialità di crescita. Devo ringraziare la direttrice del corso, la professoressa Bombi, che è anche non a caso la nostra delegata di innovazione didattica, i componenti del comitato organizzatore, i docenti, il personale tecnico amministrativo, il dipartimento che sostiene questa iniziativa nella persona della direttrice, la professoressa Borean, ma anche, e qui lo avete visto, è un lavoro di squadra. Dietro ci sono istituzioni, la Regione, Ente Friuli del Mondo e altri enti che sostengono convintamente questo bel progetto. Quindi grazie davvero. Ho aperto con una citazione di Chino Ermacora e chiudo questo breve indirizzo di saluto sempre con le parole di Chino Ermacora, il quale esattamente un secolo fa, era il 1923, lanciò l'idea di una rivista dal titolo emblematico La Panarie. La Panarie lo leggiamo sulla prima pagina del primo numero. È il mobile vetusto che ogni casa possiede, nel quale da tempo immemorabile si conserva il pane buono e la farina odorosa, e dal quale emana la dolce poesia della mensa, cui si aggiunge quella intima del focolare centro della famiglia. La rivista, che uscì nel 1924, nel sesto numero, quello che chiudeva l'annata, contiene sostanzialmente una sorta di consuntivo, e Chino Ermacora qui scrisse una pagina che dimostra la straordinaria lungimiranza del personaggio, perché anticipò sostanzialmente di un trentennio la missione dell'Ente Friuli nel mondo
e a ben vedere incarna anche lo spirito di questo corso. Cito: la Panarie, in questo suo primo anno di vita, è stata salutata ovunque. In Friuli, nelle altre regioni d'Italia e all'estero, come un'amica di cui non si sospettava la comparsa, ma di cui pur tuttavia si avvertiva celatamente il bisogno. Essa ha recato ai friulani voci dolci e visioni serene della terra natia. Ai non friulani, che qui furono in armi, ha suscitato i ricordi della recente guerra, e a tutti ha rivelato, sia pure in piccola parte, le bellezze naturali e i tesori d'arte di una fra le più importanti e caratteristiche regioni italiane. Ecco, godetevi davvero questo soggiorno, godetevi il nostro Friuli, traete il massimo profitto da questa esperienza formativa e conservate sempre vivo il ricordo della nostra regione. Davvero un caloroso benvenuto e un augurio di ogni bene a tutti voi. Dovrei chiudere con un mandi, Sicuro? un baby news a Dulce. Ecco. Bene, grazie. Grazie. Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale, il nostro Dipartimento di Eccellenza dell'Ateneo di Udine, che ringrazio, professoressa Linda Boreani. Grazie Bella Bombi, buongiorno a tutti. Dunque io ringrazio il prorettore perché mi ha semplificato il mio indirizzo di saluto, perché mi unisco appunto a tutti i ringraziamenti che il professor Caffarelli ha già appunto specificato. Intanto do il benvenuto a tutti voi studenti, laureati che arrivate dall'altra parte del mondo. È stato menzionato il nostro dipartimento come dipartimento di eccellenza, forse però magari vi spieghiamo un attimo che cos'è. È un riconoscimento che giunge dal Ministero dell'Università al Dipartimento sulla base della valutazione della qualità delle nostre pubblicazioni scientifiche. Quindi è un riconoscimento appunto legato alla nostra produzione in termini di pubblicazioni che sono il frutto di attività di ricerca, come anche il corso di valori appunto di valori identitari, e non a caso qui, come vedete, la professoressa Bombi ha, come dire, ha creato una sorta di natura, io sono una storica dell'arte, ha creato una sorta di natura morta on the table, no? Quindi con tutte le pubblicazioni che nel corso appunto di queste numerose edizioni sono state appunto il frutto dell'attività legata a questo centro. Io sono figlia di emigranti come voi, che però non si sono fermati all'estero, ma sono rientrati qui in Friuli. Per converso la loro figlia invece ha deciso di girare il mondo spesso, tant'è che mi sento dire che sulla testa ho una sorta di coppo o di tegola, no? Perché sono sempre pronta a fare la valigia, ma poi sono anche sempre pronta a tornare qui, dove lavoro da anni, e questa è la mia università, e spero che durante questa settimana, ora è stata una settimana, no? Mi pare? 4, ecco, scusate, vedete, sono un po', come dire, oggi sono un po' distratta. Spero che riusciate non solo a conoscere questo luogo, a entrare nel mood, come si dice. So che avete delle visite anche in giro per la città. Negli anni scorsi
ero io stessa che ho accompagnato appunto i vostri colleghi a visitare musei, chiese, biblioteche, ma spero che riusciate anche a sviluppare un'integrazione umana anche con i nostri dottorandi, con i nostri studenti, con i nostri laureati. Quindi in un'azione di circolo virtuoso per poi magari portare i nostri studenti da voi e viceversa. Quindi uno scambio che deve essere più univoco e non soltanto unidirezionale. Ecco, questo è il mio breve indirizzo di saluto. Mi spiace non poter restare con voi perché devo tenere un seminario ai nostri dottorandi, quindi che pensavo di avere alle 11, invece drammaticamente mi hanno richiamato all'ordine, no, è alle 10. Succede anche nelle agende meglio organizzate, di noi, può succedere appunto questo accavallamento. Ringrazio Ente Friuli nel Mondo per il continuo sostegno a questa iniziativa, la collaborazione anche ad altre attività che il nostro Dipartimento, anche nell'ambito del PNRR, sta svolgendo. Vedo tra il pubblico Cristina Laviase, con cui appunto abbiamo collaborato e che è docente presso i corsi di studio del nostro Dipartimento, e quindi è una bella comunità. E ringrazio, questo sì, lo voglio fare anch'io, Raffaella Bombi, perché devo dire è una donna di energia inesauribile. E mostra sempre, davvero dopo tanti anni, l'entusiasmo di un tempo. E questo non è da poco, perché all'università possono capitare i momenti di stanca, di demotivazione, no? E lei invece, con l'entusiasmo d'origine, sostiene questa iniziativa, e non solo, ma anche molte altre. Quindi io vi auguro davvero di trascorrere un buon soggiorno qui a Udine e dintorni, quello che vedrete, e spero magari di rivedervi in futuro somewhere. Io uso l'inglese a questo punto, visto che il friulano è già stato utilizzato, e quindi ancora di nuovo benvenuti. Ringrazio Linda Borean, vedo che c'è l'assessore Pierpaolo Roberti collegato online, per cui io darei la parola se mi sente, vediamo se ho un feedback. Sì, io vi sento, possiamo io vi metterlo sento con qualche difficoltà perché sì. sono in macchina in trasferimento e non so quanto terrà la connessione. La connessione, per cui io le cedo subito la parola. La Grazie Linda ringrazio. Borean per l'intervento, per il prorettore che è qui con noi, grazie all'assessore Pierpaolo Roberti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che sostiene da anni questa iniziativa, e l'Università di Udine è grata a questo impegno della Regione verso i giovani discendenti dei nostri emigrati nel mondo, dei nostri corregionali nel mondo. Prego, Assessore Roberti, grazie. Grazie a voi intanto dell'invito e scusatemi se posso partecipare soltanto così, ma abbiamo avuto una cerimonia all'ultimo momento a cui sono stato delegato dal Presidente, quindi mi è stato impossibile partecipare di persona anche quest'anno purtroppo. Innanzitutto mi verrebbe da dire la Regione sostiene da tanti anni e continuerà a sostenere per tanti altri anni ancora. Come dico sempre, per noi l'impegno con i corregionali all'estero è un impegno fondamentale per diversi motivi. Prima di tutto perché lo dobbiamo a chi è emigrato nel corso degli anni, nel secolo passato, a causa delle difficoltà che venivano attraversate da questo territorio, un territorio fortemente segnato dalla Prima Guerra Mondiale, fronte della Prima Guerra Mondiale, depresso economicamente, ma che ha avuto la possibilità nel corso degli ultimi decenni di crescere, svilupparsi e diventare una locomotiva economica italiana del nord-est in particolare.
Quindi oggi che ne abbiamo la possibilità, abbiamo il dovere morale di tenere stretti quei legami con i discendenti di chi è dovuto emigrare, è dovuto lasciare questi luoghi. Ma lo facciamo anche per un altro motivo, perché mantenere vivi questi legami e questi contatti, in particolare con chi è emigrato di seconda, terza generazione, probabilmente i ragazzi che sono presenti oggi, i 12 corsisti, 11 argentini e un brasiliano presenti, hanno i nonni, i bisnonni che sono partiti dal Friuli Venezia Giulia, in particolare dal Friuli, hanno lasciato un territorio completamente diverso e oggi hanno la possibilità di riscoprire un Friuli Venezia Giulia, come dicevo prima, completamente diverso. Questo riscoprire il Friuli Venezia Giulia diverso dà una speranza anche per noi in un momento particolare storico dove sì stiamo crescendo, ma dove la denatalità sta creando degli effetti disastrosi anche sul tessuto economico. Banalmente la difficoltà di reperire manodopera per le nostre imprese che non riescono più a reperire giovani sul mercato da inserire nel mondo del lavoro. Questo potrebbe essere un canale anche per offrire un'opportunità in più a qualche giovane che magari un domani potrà decidere o di ritornare in Friuli Venezia Giulia, o se la sua vita è definitivamente impiantata dall'altra parte dell'oceano, magari di capire che ci sono anche opportunità economiche di collaborazione con il nostro territorio. Quindi la valenza per noi è doppia e sempre di più dovremo spingere sulle nuove generazioni che non solo sono quelle dei discendenti degli emigrati di seconda, terza generazione, ma sono anche dei nuovi emigrati, quei giovani che magari lasciano il Friuli Venezia Giulia per un percorso di studi o semplicemente per fare un'esperienza professionale altrove, ma con i quali dobbiamo tenerci in stretto contatto per fare in modo che abbiano sempre la possibilità al bisogno di poter ritornare in Friuli Venezia Giulia e offrire quelle professionalità maturate, quelle esperienze di studio maturate a servizio del nostro territorio. Quindi noi sicuramente ci siamo, io vi porto il saluto del presidente Massimiliano Fedriga e vi auguro ai 12 corsisti non soltanto di seguire le lezioni, ovviamente di seguire le lezioni all'Università di Udine, ma anche di godersi questo bellissimo Friuli Venezia Giulia in questa bellissima estate. Grazie a tutti e buona giornata e buon corso. Grazie Assessore Roberti. Se riesci a stare ancora un attimo collegato, facciamo la presentazione dei 12 ragazzi. Un secondo. Io ci provo. Ecco, Se non cade importa. la linea. Cadesse la linea, la ringrazio a nome dell'università e di tutti. Il prorettore che è qui accanto adesso fa una presentazione dei 12 ragazzi che sono qui con noi, leggendo i nomi dei corsisti. Grazie Assessore, davvero anche per le belle parole. Insomma, questa è un'università di medie dimensioni. Io credo che uno dei tratti distintivi di questa università sia rappresentato dal fatto che gli studenti non sono dei numeri, ma sono delle persone con la P maiuscola. Io prima ho fatto un indirizzo di saluto collettivo, però proprio perché è bene conoscerci, vorrei appunto che ci fosse una presentazione individuale. Allora, noi abbiamo il piacere di avere Isidora Aita Lucio. Ok, alzati in piedi. Si è alzato un attimo in piedi. Così vi vediamo. Benissimo. Che viene dal Brasile, che è l'unica corsista che viene dal Brasile, appartiene al Circolo Friulano di Santa Maria, è laureata in disegno industriale e il legame è con Buia, la città di Buia. E abbiamo l'assessore di Buia che salutiamo molto cordialmente. Poi abbiamo Eric Elias Agustini, che invece viene dall'Argentina, è laureato in contabilità pubblica, il riferimento al Centro Friulano Avellaneda e il luogo di riferimento è Aquileia.
e Cormos. Bene. Qui lei è Cormos. Vai avanti. Benissimo. Poi abbiamo Rozio Antonella Campos Ratti. Benvenuta Antonella. Anche Antonella viene dall'Argentina, laureata in comunicazione sociale. Anche lei riferimento al Centro Friulano Avellaneda. Il luogo di provenienza delle ascendenti è Barzano, Cormos. Cormos. Fantastico. Benvenuta Antonella. Natalia Cleva. Benvenuta Natalia. Natalia viene dall'Argentina, laureata in contabilità pubblica. Il fogolar di riferimento è il fogolar Furlan di Apostoles e i luoghi di provenienza sono Pesaris e Pratocanico e Moggio Udinese. Benvenuta Natalia. Poi abbiamo Emanuele Alcides Feresin, benvenuto Emanuele, laureato in ingegneria industriale. Anche qui il centro di riferimento è il Centro Friulano Avellaneda, Argentina. Il luogo di provenienza è Gemona e Gorizia. Quindi abbiamo qua anche l'assessore del comune di Gorizia, che salutiamo. Poi abbiamo Andrian Patrizio Gardella. Benvenuto Adrian, laureato in ingegneria elettronica, Argentina, Fogolar La Plata. Il riferimento è Forgaria. Benvenuto Andrian. Poi abbiamo Maria Candela Morzan. Benvenuta Maria. Maria è laureata in amministrazione d'impresa, viene dal Centro Friulano Avellaneda, Argentina. Il luogo di riferimento è Mossa. E abbiamo il sindaco di Mossa, benvenuta. Poi abbiamo, benvenuta a Maria, Rosio Antonella Munoz, laureata in scienze economiche e commerciali. Anche lei il riferimento al Centro Friulano Avellaneda e il luogo di provenienza degli ascendenti è Cormons. Benvenuta Antonella. Poi abbiamo Marielle Angeles Piton Straface, spero di aver pronunciato bene il nome, che viene dalla Società Friulana Buenos Aires, Argentina, laureata in coreografia e danza. E il luogo di riferimento è il comune di Rivignano Teor, precisamente la frazione di Rivarotta, e abbiamo un rappresentante. Benvenuta veramente. Poi abbiamo Loredana Tuissi, scusate, benvenuta Loredana, laurea in disegno grafico. Il fogolar Furlan di riferimento è il fogolar zona Jauregui, perdonate. Il luogo di riferimento è Basaldella, quindi siamo a Campoformito, alle porte di Udine. Non so se abbiamo rappresentanti del comune. Il comune di Udine. Abbiamo. Garlatti. Benissimo. Poi Maria Laura Visintini, nutrizionista. Benvenuta Maria Laura. Centro Friulano Colonia Caroia, Argentina. Luogo di riferimento Gorizia. E qui abbiamo la vice sindaca di Gorizia. E in ultimo, ma non per ultimo, Carolina Antonella Zaia, laureata in scienze chimiche, proviene anche lei dal Centro Friulano Colonia Caroia, e il luogo di riferimento è Utrio Cammino. Ecco, io direi che li possiamo accogliere anche con un caloroso applauso. Spero di rinnovo benvenuto e cercate di trarre il massimo profitto da questa esperienza. Studiate, fate pratica, poi avremo anche i rappresentanti delle aziende, delle istituzioni che accoglieranno in tirocinio i
i ragazzi, traete il massimo profitto da questa esperienza e, come suggeriva l'assessore Roberti, godetevi anche, visto che siamo nei mesi estivi, questa fantastica regione. Grazie prorettore per questa presentazione. Scusatemi, la connessione sta cedendo. Sì. Io approfitto ancora una volta per salutare i ragazzi, salutare tutti voi e ringraziarvi per questo corso. Ecco, io ringrazio anche l'assessore a nome dell'Ente Friuli nel Mondo con l'importante sostegno della Regione, servizi corregionali all'estero. L'assessore Roberti da anni è sempre vicini alle iniziative dell'Ente Friuli nel Mondo, che anche quest'anno porta in Friuli oltre 100 ragazzi nelle diverse iniziative, dai più piccolini al convitto Paolo Diacono a questa bellissima iniziativa, a studiare in Friuli, a ricerca delle proprie radici, tantissime iniziative che l'Ente Friuli nel Mondo promuove e dedica soprattutto ai figli dei nostri corregionali all'estero, che saranno i futuri dei nostri fogolars, perché tanti ragazzi che sono passati all'università, al convitto, quando sono rientrati poi nella terra che li ospita, hanno dato linfa e vitalità ai nostri fogolars, ai circoli, e quindi danno quella continuità per quale l'Ente Friuli nel Mondo, col sostegno della Regione, è chiamato. Grazie assessore, ci sentiamo. Grazie ancora. Bene, proseguiamo con i saluti. Adesso do veramente la parola di nuovo all'Ente Friuli nel Mondo, con cui collaboriamo fin dalla primissima edizione dell'anno accademico 2009-2010, quando appunto è partito il progetto di ricerca, e nel contempo abbiamo pensato insieme al collega Orioles di fare anche un percorso formativo dedicato ai giovani discendenti. Come linguisti noi ci occupiamo di studiare quello che è lo spazio linguistico vostro, le lingue che vengono utilizzate, lingue che naturalmente, parlo dell'italiano e del friulano, sono slittate fuori, noi usiamo questo termine tecnico. Questi corsi hanno proprio l'obiettivo di rinforzare, rivitalizzare le competenze culturali. Ovviamente abbiamo anche tutta una serie di visite culturali di cui parleremo dopo, e le competenze linguistiche con questo corso che auspichiamo appunto di raggiungere questi obiettivi linguistici e culturali, come abbiamo fatto con tutti gli altri ragazzi che sono passati qui e con i quali noi siamo in contatto attraverso il gruppo Valori Identitari, un gruppo Facebook che ci segue costantemente. Tra l'altro dovrebbero essere collegati anche 2 ex corsisti che sono attualmente presidenti dei Focolari, non so se lo siano in questo momento. Adesso diamo la parola intanto al presidente dell'Ente Friuli del Mondo, Mariano Dean, presidente del Focolari di Aviceneda, e Carla Ribeiro, anche nostra corsista, presidente del Focolari di Urussanga, se non sbaglio, mi pare, comunque l'altra corsista che ha raggiunto questo status di presidente di un centro friulano. La parola a Loris Basso, che ringrazio. Grazie Mandi e benvenuti. È doveroso un saluto in Furlani, in chi sta che è l'Università del Friuli. E quindi non posso che ringraziare dalla professoressa Bombi e il prorettore, anche Caffarelli, assieme ovviamente alla Linda Borean, per questa ospitalità e questa fattiva collaborazione, anzi iniziativa, perché l'iniziativa è dell'università, al quale noi sicuramente aderiamo e collaboriamo, perché sono iniziative veramente che rendono onore ai vostri genitori, ai vostri nonni, ai sacrifici che hanno fatto i primi friulani che sono emigrati libers di scogni la via, liberi di dover andare via a lavorare per sostenere le famiglie che rimanevano. Oggi l'immigrazione è completamente cambiata, oggi è un'immigrazione di opportunità, come diceva giustamente l'assessore. Ente Friuli nel Mondo deve continuare da 70 anni oggi a continuare a mantenere vivi questi rapporti. Non c'è più questa esigenza, perché
a differenza di 70 anni fa, dal 1952, quando le prime trasmissioni RAI ad onde medie mantenevano vivo questo contatto e i friulani, soprattutto in Sud America, non aspettavano di sentire per la radio quello che succedeva nella loro patria. Oggi le comunicazioni a distanza, in telefono, in macchina ci si sposta, si è talmente vicini che sono cambiate completamente le esigenze. L'Ente Friuli nel Mondo, con l'importante sostegno della Regione, io direi anche con i 2 soci di riferimento che sono il Comune di Udine, e ringrazio per la fattiva collaborazione, oltre che la Fondazione Friuli e tutti gli altri enti, ma in modo particolare ringrazio anche il Comune di Udine per aver continuare a mantenere e sostenere queste iniziative che come Ente Friuli nel Mondo, come rappresentante del Consiglio di amministrazione, ho visto anche il consigliere Pimonte da queste parti e il presidente del Fogolar Furlan di Mosca. Noi continuiamo soprattutto ad indirizzarci verso i giovani. Quest'anno abbiamo oltre un centinaio di ragazzi che le diverse iniziative li portiamo a riscoprire, a mantenere questi rapporti con le proprie, dove ci sono le proprie radici. E inizio, al di là di questa bellissima iniziativa, ben 14ª edizione, valori identitari e imprenditorialità. È molto importante quello che l'università sta facendo e quello che vi chiediamo voi, oltre le competenze, le qualifiche, i rapporti che riuscirete ad ottenere in queste settimane in Friuli. Sarà importante che voi riusciate a trasmettere ai vostri coetanei quello che diceva prima anche l'assessore, l'esigenza che la patria che i vostri nonni hanno lasciato, oggi hanno l'esigenza di persone qualificate che ritornino in Friuli a dare quelle competenze che anche nelle loro patrie dove sono state ospitate le nostre aziende stanno cercando, Confartigianato, con Confarti, con Confindustria. Stiamo avendo dei continui rapporti, continue richieste, e le prossime attività sarà proprio quello di ricercare delle persone che ritornino in patria, perché la patria del Friuli Venezia Giulia oggi, l'imprenditorialità del Friuli Venezia Giulia ha bisogno, necessità, e quindi ci sono ulteriori opportunità per voi giovani di ritornare in patria a mettere in campo quello che voi avete studiato, e quindi questo sarà una grande iniziativa. Ho appena salutato giovedì scorso un'altra bellissima iniziativa, il convitto Paolo Diacono. Qualcuno di voi magari è passato sicuramente 22-23 edizioni, dove il convitto Paolo Diacono addirittura fanno un anno scolastico intero. Avevamo oltre una ventina di ragazzi, quasi tutti ovviamente dell'Argentina, che purtroppo il 20 ci salutano e rientrano in patria. Abbiamo fatto una bellissima festa, ma sicuramente questi sono i semi per ulteriori altre iniziative. Un'altra bellissima iniziativa a cui Cristian, che ringrazio, andrà a ricevere in settimana, saranno i ragazzi che assieme alle altre enti ospiteremo per una bellissima iniziativa che si chiama Alla ricerca delle proprie radici, quindi altri giovani che arriveranno qua in Friuli, senza dimenticare l'iniziativa Foramba, la formazione degli ambasciatori dell'artigianato, che in collaborazione con Confartigianato metteranno in campo quelle che sono le loro abilità nel costruire qualcosa a livello artigianato. L'iniziativa con il mosaico, con la scuola mosaicisti di Spilimbergo, quindi tantissime iniziative, come dicevo prima, per oltre un centinaio di ragazzi. Questo è il futuro dell'Ente Friuli nel Mondo, quindi mantenere questi importanti rapporti con i giovani. Solo così voi potrete continuare a mantenere e rimanere gli ambasciatori della nostra regione, delle nostre peculiarità, che non è solamente cultura e tradizione, ma anche imprenditorialità, e quindi è importante. Non ultimo, saluto anch'io la dottoressa Cristina Lambiase, che è stata presidente del Fogolar Furlan di Pechino per ben 15 anni, e qua 14 anni, e qua di Udine, che
che ha assunto un nuovo incarico al Ministero, al MAECI, per questo importante progetto al quale posso dirlo. Noi siamo come Ente Friuli del Mondo capofila organizzatore di questo importante progetto a cui hanno aderito veramente con un spirito di collaborazione sia l'Università di Udine che di Trieste, le due Camere di Commercio, Promoturismo, Lanci e tantissimi altri enti per questo bando del così definito del turismo delle radici, del turismo del ritorno, in quanto il 2024 sarà l'anno nazionale del turismo delle radici, il turismo del ritorno, con la finalità di promuovere i piccoli borghi dal quale sono partiti i vostri nonni, e quindi promuovere le piccole località, no, del nostro Friuli in questo caso, ma anche creare occupazione, nel senso che è stato costituito un gruppo di una decina di giovani che per qualche anno dovrà organizzare questo turismo delle radici. Quindi qua ringrazio la Cristina Lambiase e il Ministero degli Esteri per questa brillante iniziativa, nel quale noi come progetto Ricorda, Ritorna, Radica ha vinto il bando, e siamo i rappresentanti di questo progetto per conto del Ministero degli Esteri per l'Italia, e quindi siamo orgogliosi che voi siate i primi ambasciatori di questo progetto, e sono sicuro che sabato 24 ospiti del Comune di Udine, in Castello del Comune di Udine, celebreremo i 70 anni del nostro ente. È stato fondato il 20 giugno del 1953 proprio sul Castello di Udine, e celebreremo questo importante avvenimento, e la dottoressa Lambiase mi ha appena confermato che sarà presente anche per il conto del Ministero degli Esteri il consigliere d'ambasciata De Vita, e quindi un ulteriore orgoglio. Rappresenta per l'Italia tutti gli emigrati italiani, quindi avere la massima autorità dell'immigrazione qua a Udine sabato 24 per noi è ulteriore motivo di orgoglio, che va a premiare anche quanto tutto lo staff dell'Ente Friuli del Mondo, io e il dottor Piemonte siamo di passaggio, però Cristian, Vera e Francesca sono anni che lavorano con noi. Devo ovviamente ringraziare per quelli, poi non so se era compito suo i collaboratori di questo progetto. Li ringrazio lei? No, lo faccio io. Sì, perché ovviamente oltre il Comune di Udine, ovviamente la Lucia Pio, che è il direttore del Confapi Friuli Venezia Giulia di Udine, che ringrazio per la collaborazione, ovviamente Paola Berini delle Cooperative Alpe Adria, Massimo Percotto, delegato dell'Accademia Italiana della Cucina. Sono tutte enti e attività che si mettono a disposizione per contribuire affinché questo progetto possa raggiungere gli scopi a cui è stato prefissato, come ha detto il prorettore, e come dico io, che siate ambasciatori di quello che è oggi la nostra economia, quello che è oggi la nostra regione, quello che oggi, grazie all'Università del Friuli di Udine, ha costruito e costituito quelli che sono l'imprenditorialità attuale e gli imprenditori di domani. Grazie e mandi, avremo di biodesi ai prossimi giornali. Ringrazio Loris Basso per le affettuose parole verso i nostri ragazzi e verso tutta questa complessa macchina organizzativa del corso. E approfitto per dargli, perché è uscito, Linda Borean prima ha parlato appunto di lavori scientifici che noi facciamo su questo progetto. Abbiamo 8 volumi che sono usciti in tutti questi anni sui temi legati al nostro percorso, in una serie pubblicata per i tipi di forum intitolata Valori identitari e imprenditorialità. Questo è l'ultimo lavoro dal Friuli al mondo, i valori identitari nello spazio linguistico globale, e glielo consegno. Grazie. La parola al Comune di Udine, qui oggi rappresentato, e la ringrazio, dalla consigliera Stefania Garlatti Costa, che porta i saluti della nostra città.
Salve, sono Stefania Garlati Costa, sono consigliera delegata in questa occasione dal sindaco, già rettore di questa università, Alberto Felice De Cioni, che si scusa per non poter essere qui. Purtroppo noi siamo una nuova amministrazione e questi primi momenti sono assolutamente diciamo un turbinio di impegni, ma il sindaco mi ha detto di salutarvi molto calorosamente e che è molto felice di ospitarvi qui nella nostra città. E anche di ringraziare le altre amministrazioni che ho sentito sono presenti in gran numero qui. La nostra amministrazione, anche per la storia personale del sindaco, certamente manterrà dei rapporti molto stretti con questa università, nata appunto come volano di una crescita culturale, sociale ed economica del territorio del Friuli. Come saprete, l'Università del Friuli di Udine è nata negli anni post terremoto, il terremoto del 1976, di cui certamente saprete attraverso le vostre famiglie, è stato un episodio drammatico e traumatico, e l'università è nata anche per cercare di trattenere qui i giovani che erano abituati ad andare altrove o a trasferirsi come i vostri genitori, nonni, all'estero per esigenze di lavoro. Quindi è nata anche come, diciamo, volontà di mantenere il Friuli unito in maniera, diciamo, chiara attraverso un edificio e una istituzione. L'università è nata anche come riferimento per la costruzione e per il rafforzamento di un senso di appartenenza al Friuli, sia per coloro che ci sono arrivati, che è una cosa, diciamo, il fenomeno della immigrazione adesso è rivolto verso il Friuli piuttosto che in uscita, anche se, come ha detto il vicerettore, penso, la partenza dei giovani, soprattutto, ma non soltanto quelli con le potenziali, diciamo, con un'istruzione più ampia, è un fenomeno di oggi che il Comune e la Regione considerano con una certa preoccupazione. Comunque, come amministrazione siamo molto contenti dell'attività dell'università espressa nel corso a cui voi partecipate, e anch'io sono contenta di sentire, come è stato detto da chi mi ha preceduto, che voi sarete degli ambasciatori per poi consolidare i rapporti tra la comunità friulana in Friuli e le comunità friulane all'estero, e anche dei progetti numerosi che l'Ente Friuli nel mondo ora sta portando avanti, e l'università comunque certamente è un attore di prima linea in questo senso, che sono indirizzati soprattutto ai discendenti del mondo dell'emigrazione. La continuità è un elemento essenziale, come ha già chiarito il dottor Basso. In ogni caso, come amministrazione comunale pensiamo che il senso di identità friulana sia qualcosa che debba essere ben solido nelle radici, ma anche rivolto al futuro ed inclusivo. E spero che il corso comprenda anche un riferimento alla particolarità e complessità linguistica di questa regione,
e che sia dato, sì, perché come sapete, voi ho visto arrivate tutti da una parte di lingua friulana, da paesi di lingua friulana, ma comprende, come sapete, anche parlanti altre lingue, lo sloveno, le isole germanofone nella Carnia e nella Val Canale. Ringrazio certamente da parte del Comune di Udine l'Università e l'Ente Friuli nel mondo. Vorrei aggiungere qualche parola mia personale, perché io appartengo, come credo qualsiasi persona del Friuli, ad una famiglia che ha vissuto direttamente la emigrazione, parenti, nonni, bisnonni, cugini, zii sono andati all'estero, alcuni sono andati in Argentina e non tornati, altri hanno fatto un'emigrazione più breve e a volte sono rientrati, a volte sono rimasti. Io personalmente comprendo benissimo, credo, l'esperienza dell'immigrazione e la complessità identitaria e culturale che voi vi portate dietro, perché siete friulani ma argentini, probabilmente in Argentina siete diversi da quello che siete qui a seconda delle persone che vi trovate, perché anch'io sono stata per moltissimi anni all'estero in Inghilterra, ero referente di un circolo e poi sono tornata qui e ho continuato ad occuparmi di emigrazione. Per questo vi dico che è una posizione difficile, perché non si è né quello né quell'altro. Questo nella prima, nella seconda, nella terza, eccetera. Però è anche una posizione di grande privilegio, di essere ponti fra culture e che vi dà un'ampiezza di prospettive che è estremamente utile alla Regione Friuli di adesso, che forse fortunatamente si è chiusa un po' più su di sé rispetto ai tempi in cui i nostri nonni e bisnonni imparavano il tedesco e si prendevano ed andavano a fare il tagliapietra come mio nonno, che viene dal paese di Forgaria, da cui viene giovane qui, e che comunque erano molto liberi di andare via, ma però portavano dietro di sé, potevano fare. Ora siamo un po' più chiusi, quindi voi siete, secondo me, una grandissima chiave per riprendere e fare tutte quelle attività che il dottor Basso, che la dottoressa Bombi, sì, io Bembora, già persa della storia della lingua italiana, il prorettore. Quindi buon lavoro da parte di Udine. Io spero che Udine sarà all'altezza delle aspettative e speriamo di continuare a vedere voi e i vostri amici per molti anni. Consigliera del Comune di Udine per questo intervento e le consegno, così vedrà le attività di ricerca che facciamo sul friulano, ma non solo. Ha citato le comunità linguistiche minoritarie del nostro territorio. Abbiamo un gruppo di ricerca che ha questo ambito di ricerca come obiettivo per i propri lavori e come progetto strategico anche del nostro Ateneo. Quindi ringrazio il nostro prorettore che sta... Sembrerà strano, ma anche i prorettori fanno lezione e hanno esami e non posso far attendere gli studenti. Però per farmi perdonare, poi lo dirà la professoressa Bombi, un piccolissimo fuori programma abbiamo organizzato qui sul momento che ha un forte valore simbolico perché fa capire quanto l'Università di Udine ci tenga ai propri studenti e a maggior ragione a voi. Quindi ci vedremo prestissimo e grazie anche a tutti voi che avete reso possibile questo progetto e perdonate se mi assento. Grazie. Grazie.
Francesco Costantini, Francesco Zeri e Diego, e i rappresentanti dei tirocini, uso questo termine molto ampio, e delle sedi, quindi i sindaci, i vice sindaci dei nostri ragazzi per la seconda parte. E vi do subito la chicca che è stata organizzata 2 minuti fa dal prorettore. Alle 2:30, prima quindi dell'inizio delle lezioni, siamo invitati in rettorato per una visita guidata del bellissimo palazzo Antonini Maseri, che è la sede nuovissima del rettorato dell'Università degli Studi di Udine. Prego, allora, Margherita. Io devo andare a fare l'intervista. Io inizio io. Raffaella, inizio io. No, Francesco. Intanto chiamiamo i rappresentanti dei comuni presenti. Prego, venite. E lasciamo a loro. Sì, bene. La dottorizia, la dottoressa Chiara. Prego, se comodo. Va bene. Sì, quando richiamate di cosa. Va bene, allora. Interviste gli studenti per le presentazioni. Isidora, un saluto. Prego. Isidora può venire qui? No. Isidora, prego. Bene, benvenuta. Allora, Isidora, se può presentarsi al pubblico, prego. I colleghi, il pubblico, molto rapidamente. Se vuole venire qui, Datela microfono. Prego. Ecco. Buongiorno, io mi chiamo Isadora Etabusio, io sono brasiliana, io vengo da Santa Maria, provincia di Rio Grande do Sul, sono laureata in disegno industriale, come avete ascoltato, la mia famiglia, parte della famiglia della mia madre. Sì, vuole mettersi qui. Prego, venga. Faccio. La mia famiglia è di Buia, parte della mia famiglia, e anche un'altra parte qui di Udine. Abbiamo qui Don Alberto Guerra, assessore alla cultura e all'istruzione del comune di Buia. Se vuole prendere la parola, benvenuto. Benvenuti a voi, Friuli, Italia. Vi porto il mio saluto personale e il saluto della mia fondazione che rappresento, in particolare quella del sindaco Silvia Maria Pezzetta, che non ha potuto essere qui per altri impegni purtroppo. E un saluto particolare, permettetevi l'innocuo campanilismo, a Isidora, che si è appena presentata e che è originaria appunto del mio paese. Buia è un comune che, come tutti i paesi del Friuli, ha dato molto negli anni, nei secoli, all'immigrazione. Siamo stati in particolare un comune di fornaciai, abbiamo esportato fornaciai in tutto il mondo. La nostra era per lo più un'immigrazione temporanea verso paesi vicini, germanici in particolare, ma abbiamo avuto anche alcuni esempi importanti di emigrazione transoceanica. Uno di questi oggi è qua di ritorno e non posso che ringraziare l'Ateneo di Udine e i promotori di questa iniziativa, perché, come bene ha detto prima il Presidente Basso, queste sono attività che hanno una forte caratterizzazione locale e hanno soprattutto
un importante ritorno dal punto di vista territoriale, non solo per quello che è la riscoperta e la valorizzazione delle nostre tradizioni, della nostra cultura esportata all'estero, ma anche dal punto di vista economico, per quello che può dare, creare certi legami, certe sinergie con paesi lontani, ma che hanno un importante diciamo così, filo conduttore che ci lega. Grazie a tutti, buona permanenza in Friuli e se volete passare per Buia siete ovviamente i benvenuti. Siamo qui alla cattedra Marina Laura Visentini. Prego. Buongiorno, io sono Laura Visentini, sono laureata in nutrizione, vivo nella città di Colonia Roja. Il mio bisnonno ho abitato nella città di Gorizia nel 1885 partì per l'Argentina. Molte grazie. Saluti il sindaco di Berna che per un altro impegno istituzionale non è potuto essere qui presente quest'oggi. Io tra l'altro appunto ho anche delega all'università e all'istruzione ed è un piacere essere qui oggi, ma soprattutto un piacere che questa iniziativa appunto sia derivata dal mondo accademico e dall'Università di Udine, con cui tra l'altro come comune abbiamo proprio un rapporto sinergico anche nello sviluppo del territorio e nell'ambito appunto dell'istituzione nuovi corsi anche sul nostro territorio. Ringrazio per questa iniziativa, mi fa estremamente piacere insomma aver fatto questa presentazione quest'oggi e benvenuti a tutti quanti. Gorizia storicamente comunque già stata crocevia dei popoli, essendo poi tra l'altro anche terra di confine con la Slovenia, di conseguenza come probabilmente appunto magari chissà avrete già sentito, vi invito comunque ovviamente a far visita. Dal 25 saremo insieme proprio a Nova Gorizia nominati Capitale della Cultura Europea, evento storico non solo per la nostra città ma proprio per la nostra regione. Per questo è importante lavorare in sinergia con tutti gli enti di istituzione del territorio e anche insomma guardando in un futuro più ampio anche a terre più lontane ancora. Per cui vi ringrazio, io purtroppo mi scuso ma dovrò rientrare ancora prima del previsto, per cui vi dovrò lasciare subito dopo il mio saluto. Intanto grazie mille e buona permanenza. Bene, chiamo allora qui adesso Adrian Gardella. Adrian, prego. Prego, si può accomodare. Buongiorno, sono Adrian Gardella di La Plata, sono ingegnere elettronico, lavoro nei sistemi antincendi. I miei nonni, Melania Bidoni e Ruggero Garlati Moro. Io Garlati Moro. Ah. Lasciarono Forgaria nel 1950. Bene, grazie e benvenuto. Grazie. Tom, pace, prego. Niente
teniamo 3 ore, qui abbiamo presente Fabrizio Mattiussi, assessore alla cultura. Attività. Prego. Sì, buongiorno, mi chiamo Maria Pitoni Straface, vengo da Buenos Aires. Mi sono laureata in arte, sono coreografa, ballerina, inoltre continuo a studiare, ho fatto una laurea, un master sul turismo alle radici, sto facendo anche una laurea in traduzione giurata italiano-spagnolo. Mio nonno, Angelo Pitone, è partito nel 1928 e non è mai tornato in questa terra. I miei genitori invece sono tornati 50 anni fa e adesso sono io qua. Mio nonno si chiamava Angelo e a me mi hanno messo Angeles in spagnolo per lui, quindi per me è un piacere essere qua, sono molto commossa e vi ringrazio per l'opportunità. Grazie. Penso che abbiano espresso parole abbastanza significative chi mi ha preceduto. Nessuna famiglia del nostro paese, del nostro comune, non ha un emigrato. Questo, ma non solo nell'ultima generazione, ma per 4 generazioni. Mio zio in Belgio a spaccare pietre nelle cave, mia zia in Canada al seguito di mio zio a tagliare legna, per cui penso che dentro di noi c'è emigrazione, quindi capiamo benissimo la fatica dei vostri avi e saremo solo felici di ospitarti nel nostro comune per consegnarti un libro che avevamo fatto qualche anno fa sul comune, sulla storia del comune, che è una storia che parte da molto lontano ma che si è approfondita negli ultimi 2 secoli, per cui avrai modo anche di approfondire le tue origini. Piton, fra l'altro, è un comune molto, molto importante, arriva a Rotta, da lui arrivano i tuoi avi e penso che 1 su 3 porta il cognome Piton, per cui non abbiamo difficoltà a trovare le tue origini, la tua famiglia, i nonni e anche i genitori. Quindi avrò il piacere di ospitarti, poi mi darai il tuo numero di telefono in maniera che ti contatto prima che tu abbia finito il percorso di studio. E ti auguro buona permanenza e come noi abbiamo da qualche anno istituito un premio tesi di laurea volto a valorizzare chi si laurea, che con profitto porta a casa i sacrifici dei propri genitori nella propria comunità, perché in fin dei conti voi restituite quello che noi, i nostri avi, vi hanno, che non è solo scugnilla, ma anche uno scambio culturale, imprenditoriale. Io sono assessore alle attività produttive e mi rendo conto benissimo che fare l'imprenditore non è facile, ma Scugnilà, perché era un'esigenza, ha premiato e poi ha sottolineato la capacità di chi è andato via. Quindi la volontà di rimettersi in gioco, di migliorare se stesso e la propria famiglia e quindi da portare all'estero anche quelle che sono le nostre radici, ma soprattutto la nostra capacità artigianale e imprenditoriale. Da Teor, dal Friuli, sono partiti tanti artigiani che hanno reso famoso il Friuli, ma anche l'Italia in generale, perché a tutti si è riconosciuta la capacità manifatturiera e imprenditoriale, ma soprattutto artigianale, arte artigiano, quindi da arte e manovalanza, ma anche con intelligenza. Il mio suocero è partito nel periodo di tuo nonno, nel 27, ha fatto 20 anni e poi è ritornato qua e ha portato tanto di questi 20 anni di Argentina. Mio nonno è nato in Argentina, chissà, il colore della pelle che non mi faccia arrivare, insomma, alla vicenda delle parti. Mi fermo qua. Grazie per quello che ci portate e spero di poterti ospitare di questa pubblicazione, di farti conoscere anche il paese dove sono partiti i tuoi avi. Grazie, buona giornata. Mi chiamo Loredana Tuisi e ho 32 anni.
Vengo dall'Argentina, abito a Jauregui, un paese piccolo in provincia di Buenos Aires. Ho studiato alla Università di Comunicazione e sono laureata in graphic designer. Mia nonna paterna è partita a Basandera in Campoformido per l'Argentina nel 1952. Grazie per l'opportunità. Grazie. Grazie. Grazie per la. Mi chiamo Rocío, ho 30 anni, sono di Avellaneda Santa Fe, sono dottore commercialista e studio ora Digital Business. I miei nonni provengono da Cormons e mi piacerebbe conoscere questa città. Loro erano Luigi Suppel e Maria Montina, anche Antonio Stechina e Teresa Pereson. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Mi chiamo Rocío Antonella Camporratti, ho 31 anni, sono laureata in comunicazione sociale, attualmente lavoro nell'area della comunicazione digitale. Nel mio caso sono arrivati a Avellaneda 3 generazioni di friulani, il quadrisavolo Manuel Sian e sua moglie, mi trisnonno Antonio e mi bisnonno Manuel. Grazie mille per l'opportunità, è un piacere essere qui. Abbiamo qui presente il sindaco di Mossa. Buongiorno a tutti, mi chiamo Candela, abito a Reconquista in Santa Fe, mi sono laureato in amministrazione aziendale, miei nonni proviene di Mossa, vorrei conoscere questa città e eventuali parenti che vivono lì. E vorrei ringraziarvi per questa opportunità di studiare e lavorare a Udine. Grazie mille. C'è la sindaca di Mossa. Buongiorno a tutti, rivolgo un particolare saluto, cordiale saluto e ringraziamento alla dottoressa Bombi per il graditissimo invito che mi è stato rivolto per questa giornata e che mi ha fatto conoscere questo progetto che io voglio definire prezioso. Prezioso non solo perché permette un approfondimento post laurea che evidentemente insomma tende ad una formazione continua, non solo perché vi è incardinato adesso dei valori come quello dell'identità e quello dell'imprenditorialità, ma perché ritengo che dia una speciale opportunità a questi giovani uomini e giovani donne di percorrere un sentiero forse di ritorno per una riappropriazione di quella che è un'identità, o forse anche una riscoperta di quella che è l'identità friulana o in senso più lato italiana. Ho sentito ripetere più volte la parola patria. Patria significa la terra dei padri, quindi è quella terra a cui uno
si rivolge per riscoprire in qualche modo le proprie origini e questo sicuramente è un'ottima occasione per tutti voi. Quindi noi vi ringraziamo per aver aderito a questo progetto e siamo particolarmente orgogliosi perché voi ci rappresentate all'estero e rappresentate quei figli, quei nipoti, quei pronipoti di una generazione che, come si è detto prima, con grande dolore sicuramente, ha lasciato i propri affetti, ha lasciato le proprie radici per dare un futuro migliore e di maggior dignità alla propria famiglia e contribuendo anche sicuramente con il proprio lavoro a dare sviluppo ai paesi che li hanno ospitati. Avete capito perfettamente e penso che possiate comprendere molto bene quanto affetto ci sia nel nostro ricordo verso questa generazione, perché è stata una generazione che è un simbolo di un Friuli che ha conosciuto povertà, che ha conosciuto sacrificio, ma che non dimentica e non è insensibile alle difficoltà degli altri. Quindi io vi rivolgo veramente dal cuore a Maria, ma a tutti voi, un saluto di benvenuto, con la speranza, ma veramente con la sicurezza che voi non vi sentiate degli ospiti, ma a casa vostra. A Maria in particolare, Candela, io ho portato 2 pubblicazioni che raccontano, diciamo, in una la storia di un santuario che è il santuario Santa Maria Regina dei Popoli, che c'è, è diciamo incastonato nel Preval, che è una piana meravigliosa ai piedi del Coglio. Avrei piacere che tu venissi per farti vedere il paese, farti conoscere, mi auguro, perché Braidot, vero? Sì. Ecco, quindi insomma di Braidot ce ne sono tanti a Mossa, quindi avrei piacere se tu nel fitto programma che immagino l'università ha confezionato per voi, riuscissi a trovare il modo di poter venire da noi. Ti veniamo a prendere noi, non c'è problema, ti lascio il numero di telefono quando vuoi in questo mese. Molto grazie. Chiamo adesso Buongiorno a tutti, io mi chiamo Emmanuel Felsin, io sono laureato a ingegnere industriale in Argentina, vengo da Reconquista e il mio trisnoni è nato in Cremona del Friuli, ho partito da lì e ringrazio a tutte le persone che se è possibile questa opportunità. Grazie. Buongiorno, mi chiamo Natalia Cleva, ho 28 anni e sono originaria di Apóstoles, nella provincia di Misiones, in Argentina. Sono dottore commercialista e attualmente lavoro nel settore contabile dell'Università Nazionale del Nord-Est. Il mio legame con la regione Friuli Venezia Giulia è molto speciale per me. I miei nonni paterni con cui sono cresciuta emigrarono da Pesaris, frazione di Prato Carnico e Moggio Udinense nel 1956. Ringrazio a tutti per l'opportunità di partecipare a questa borsa di studio. Grazie e mandi.
Paterni sono grazie per l'opportunità. Carolina Zaia. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Carolina Zaia, ho 29 anni e io abito alla città di Jesús María, vicino a Colonia Carolla. Io sono farmacista e lavoro in una piccola farmacia della mia famiglia. I miei nonni sono partiti per l'Argentina nell'anno 1886 e sono della città di Camino del Putrio. Io sono molto grata per l'opportunità di conoscere Italia e tutte le persone che rappresentano il Friuli qui. Ho portato una foto dei miei genitori che sono partiti per l'Argentina, tutti. Questo questo sono i miei trinoni, i miei trinoni, e questa è tutta la famiglia che hanno partito per l'Argentina. Grazie a tutti. Abbiamo concluso con la presentazione, da parte mia benvenuti, sono sicuro che insomma, questo mese sarà molto proficuo sia dal punto di vista didattico, perché anche dal punto di vista umano, perché è un corso che insomma segnerà il vostro percorso di vita, non soltanto professionale. Quindi benvenuti e buon corso. Grazie al collega Francesco Costantini per questa presentazione, ringrazio tutti i sindaci, gli assessori, i consiglieri, i vice sindaci che hanno presenziato a questa cerimonia. Vi do questo volume che è l'output diciamo scientifico di questi progetti, l'ultimo nato, poi uscito un mese fa, con le attività di ricerca del nostro gruppo, che è formato appunto da Francesco Costantini, da Francesco Zuin, che non si nasconde da dietro, e da Diego Sidraschi, che collaborano appunto, sono docenti all'Università di Udine, che collaborano nell'organizzazione del corso insieme agli assegnisti di ricerca e al new entry, la dottoranda, si nasconde anche lei. Quindi grazie per la vostra presenza. Intanto io chiamerei qui al tavolo la direttrice di Confapi Lucia Piu, la colonna del tirocinio che ci segue fin dal Emanuela De Faccio, dottoressa Emanuela De Faccio. Chiamo anche Massimo Percotto e credo che dei tirocini non ci siano altre persone, che appunto porterò io i saluti di... allora, prima di... quindi grazie, un brevissimo ringraziamento e informazione soprattutto sulla struttura del nostro percorso didattico. Francesco Zuin fa questa breve cenno a quella che è la didattica, corso didattico che seguirete, con inizio oggi pomeriggio e poi mattina, pomeriggio, notte, lezioni e studio all'Università di Udine. Mattina, pomeriggio, notte fonda. Prego Francesco. Allora, grazie a tutti. Niente, prendo qualche parola per introdurre un po' quelli che saranno i moduli didattici del corso. Allora, la parte appunto didattica sarà la prima e l'ultima settimana, saranno totalmente dedicate appunto alla didattica, e per quanto riguarda
questo lato appunto del corso. Abbiamo 4 moduli formativi principali che declinano 4 tematiche che sono in linea, insomma, con i valori ispiratori del corso. Allora, una delle prime tematiche è quella della linguistica e della comunicazione, un primo modulo didattico, appunto, che sarà tenuto da me, dal professor Costantini, dal professor Sidraschi e dalla professoressa Airoldi, e che è finalizzato specificamente a potenziare per quanto possibile la competenza in lingua italiana, che comunque poi già di base avete, e anche a fornire alcune informazioni su qual è la situazione linguistica in Italia. La situazione italiana è una situazione fortemente plurilingue, quindi appunto l'italiano è lingua parlata da tutti gli italiani, ma quasi tutti gli italiani, oltre all'italiano, parlano anche un'altra lingua. Qui in Friuli, il friulano, lo sloveno, il tedesco, in altre regioni, altre varietà regionali. Quindi appunto questo modulo ha una doppia finalità, quella di potenziare la vostra capacità di parlare italiano, che sarà fondamentale poi per il tirocinio che farete, e anche però di fornire un quadro di qual è la situazione linguistica nella penisola. Abbiamo poi un secondo modulo che è quello relativo al patrimonio culturale della regione Friuli Venezia Giulia, e questo patrimonio culturale vuole toccare ambiti tra loro differenziati ma centrali nella definizione identitaria della friulanità, per cui si va dalla cucina, e qui avremo appunto dei moduli, delle lezioni tenute da Massimo Percotto sulla cucina come testimone delle vicende culturali in Friuli Venezia Giulia, e però anche se qualcuno di voi insomma avrà modo di andare a Cormon, anzi venerdì che saremo a Corno di Rosazzo, ve ne renderete conto, un po' il nord-est italiano è estremamente famoso, ed estremamente famoso per il vino, che sta diventando quasi una monocultura, e quindi voi sapete il vino in Italia è un asset anche economico non indifferente. E quindi avremo anche una lezione appunto tenuta da Enrico Peterlunger su il Friuli e la cultura enologica in regione. Esatto, Enrico Peterlunger, che tra l'altro è delegato per la regione, per la lingua friulana, è delegato, scusate, dell'università per la lingua friulana. E poi appunto avremo una terza sottocategoria di questo modulo culturale, che sarà quello legato appunto all'architettura e ai beni culturali presenti in regione. Qui ricordo appunto la lezione di Francesco Ceretti su Udine e il suo patrimonio artistico e culturale, e anche la visita che faremo alla Galleria del Tiepolo. Il Tiepolo, sapete, è uno dei pittori più celebri del 700, 600, 700 in italiano. Io non sono un grande esperto nel nostro passato. E terzo modulo appunto sarà quello dei saperi professionalizzanti, e il quarto sarà quello dei saperi del Friuli, in cui appunto avrà un taglio più identitario, più imprenditoriale, più legato anche agli asset strategici economici della regione. E qui sottolineo appunto la lezione di Mario Lobioni su tradizione e innovazione nello sviluppo economico del Friuli, che verrà appunto lezione che tra l'altro verrà tenuta presso la Fondazione Luigi Danieli, quindi una realtà imprenditoriale estremamente importante per il Friuli. Ma avremo anche la lezione di Giovanna Culotta sul Friuli e la sua realtà imprenditoriale, di Flavio Presacco su economia, storia e cultura del Friuli Venezia Giulia, e di Maria Chiarvesi ancora sul Made in Italy e i distretti industriali, e appunto di Enrico Marchetto su social media e comunicazione oggi, e questo è tutto insomma da un certo punto di vista. Poi sì, io vi ho citato solo alcune delle lezioni, poi ogni modulo avrà altre tematiche che non sono state approfondite, ma che approfondirete nel momento prenderete parte.
alle varie lezioni. E niente, quindi io mi fermo qui e lascio la parola a professoressa Bombi. Grazie Francesco. A tutto questo si aggiungono altre visite culturali, andremo ad Aquileia, andremo al Museo Charles Coccel della cultura friulana, insomma sono settimane molto intense. Obbligo di frequenza, ovviamente, con firma ed esame finale, perché il corso di perfezionamento prevede un esame finale per il conseguimento del titolo e per l'esame finale dovrete studiare. Chiudo questa mia parentesi da professoressa, ritorno nel ruolo di direttore del corso, anzi direttrice del corso, e passiamo alla parte legata al tirocinio. Come sapete il percorso per valori identitari, 150 ore di attività, 75 di lezioni in aula e 75 di tirocinio formativo, che è l'altro aspetto fondamentale del nostro percorso. Fin dalla prima edizione abbiamo avuto come partner per l'organizzazione dei tirocini, che è un aspetto estremamente complesso, perché il tirocinio è legato ovviamente al vostro curriculum, però il mondo è diverso, cioè qui la realtà friulana e imprenditoriale è in parte ovviamente diversa, per cui fin dalla prima edizione, insieme a Confapi e alla direttrice dottoressa Lucia Piu e insieme ad Assocop, Conf Cooperative e al presidente Benini, abbiamo lavorato insieme in perfetta sinergia per organizzare questo tirocinio, che è molto complesso, perché richiede aspetti organizzativi, individuazione di sedi dove poter svolgere il tirocinio, per cui non aggiungo altro. Ringrazio Confapi e Assocop e ringrazio anche tutti i colleghi dell'Università di Udine che quest'anno hanno coadiuvato, ci hanno aiutato nell'individuare alcuni tirocini, perché non è sempre facile trovare delle aziende, per cui quest'anno sono coinvolti il DAME, cioè il nostro Dipartimento di Area Medica, con il professor Puccillo che era qui presente, immunologo dell'Università di Udine, che farà il tirocinio per una delle nostre corsiste. Ringrazio il DISO, la sezione, il Dipartimento Operativo che ospiterà un ingegnere del nostro gruppo. Il DISO è il centro che coordina tutto l'aspetto organizzativo, informatico e architettonico, adesso semplifico, del nostro Ateneo. Ringrazio il D4A, il D4A, che è il Dipartimento Agroalimentare del nostro Ateneo, che ospiterà una nutrizionista, perché non è facile ospitare e trovare sedi per questo tirocinio, quindi è coinvolto in maniera sostanziosa e importante anche il nostro Ateneo. Ora la parola a Confapi, alla direttrice Lucia Piu, che ringrazio per essere qui con noi anche quest'anno insieme, ad Emanuela De Faccio, che insieme a Stefano Chiandetti è il braccio centrale, fondamentale oserei dire, per l'organizzazione dei tirocini, e che lo fa soprattutto con grande affetto, oserei dire, verso questi nostri ragazzi. Di questo sono molto grata. Prego. Grazie. Intanto ringrazio l'Università per l'invito. Come vi ha detto la professoressa Bombi, io sono il direttore e l'Emanuela De Faccio è la responsabile dell'ufficio formazione, e rappresentiamo Confapi Friuli Venezia Giulia, che è l'associazione delle piccole e medie industrie, quindi delle imprese di dimensioni piccole e medie che hanno sede nella nostra regione, in Friuli Venezia Giulia. Ringrazio dell'invito, ma soprattutto ringrazio l'Università degli Studi di Udine per l'attenzione che riserva da sempre alla nostra associazione, e non è scontato. Abbiamo partecipato a tutte le 14 edizioni del corso e ancora oggi vi partecipiamo con l'entusiasmo di sempre, ogni anno con un rinnovato entusiasmo. Il corso si chiama per l'appunto Valori identitari e imprenditorialità, e come vi è stato spiegato nel corso di questa mattina, affronterete questo corso da diversi punti di vista, quelli culturali, linguistici e didattici,
Ecco, con noi invece affronteremo il percorso dal punto di vista dell'imprenditorialità e soprattutto dandovi la possibilità di fare un'esperienza concreta di inserimento nella realtà lavorativa della nostra regione. Perché siamo stati coinvolti come Confapi Friuli Venezia Giulia? Perché per l'appunto rappresentiamo le piccole e medie imprese, per lo più industriali, che hanno sede nella nostra regione. Le rappresentiamo da tutti i punti di vista, come rappresentanza, come tutela degli interessi, ma soprattutto dando alle imprese l'assistenza quotidiana di cui hanno bisogno nel gestire l'attività di tutti i giorni. E quindi noi siamo al fianco dell'imprenditore nell'affrontare le difficoltà che ogni giorno deve riuscire a risolvere. E questo ci dà la possibilità di essere presenti in azienda e quindi ci dà la possibilità anche di presentare ai nostri imprenditori quello che il sistema Friuli Venezia Giulia riesce a fare ogni giorno e quindi anche quello che l'università fa ogni giorno. Riusciamo a presentare ai nostri imprenditori anche l'opportunità di questo corso e l'opportunità di ospitare uno di voi in azienda. Noi avremo 4 di voi, 2 saranno in associazione con noi e 2 in 2 nostre imprese associate, la Solari di Udine e l'impresa Porzio. Nella nostra realtà del Friuli Venezia Giulia e questo, vivendo questa esperienza di tirocinio, avrete modo di toccarla con mano. C'è un sistema economico produttivo molto dinamico. Siamo un'impresa, una regione che ha una forte presenza economica e da tutti i punti di vista di tutti i settori produttivi, quindi non solo quello agricolo, del turismo, il manifatturiero, c'è una presenza trasversale di tutti i settori economici e questa è la forza della nostra regione, perché sapete che la regione vive sulla base delle entrate, della compartecipazione erariale, quindi del sacrificio che ogni attività economica riesce a fare sul territorio. E riuscirete a cogliere come il sistema anche economico operante in regione e l'esistenza di un forte collegamento tra istituzioni, quindi università, enti locali, istituzioni amministrative, ma anche economiche, come lo è la nostra associazione, riescono appunto affrontando insieme le varie tematiche a migliorare le condizioni e a garantire anche condizioni di sviluppo e di crescita per la nostra regione. Quindi il mio è un benvenuto, vi accoglieremo a casa nostra con tutta la disponibilità e l'affetto possibile. E devo dire che in queste 14 edizioni abbiamo conosciuto moltissimi studenti, quindi tutti quelli che vi hanno preceduto, con cui ancora oggi manteniamo dei contatti e delle relazioni, proprio perché alla fine questo mese vedrete che vi arricchirà anche dal punto di vista personale, non solo, diciamo così, andando ad accrescere il vostro bagaglio di informazioni e di competenze. Lascio la parola alla mia collega Emanuela De Faccio. Grazie, ben arrivati, siete i protagonisti di questa mattina. Quindi grazie a voi di essere qui presenti, grazie all'Università, alla professoressa Bombi, a tutti i docenti e le istituzioni che insieme da mesi stiamo lavorando e collaborando per rendere al meglio questa giornata di presentazione. Io mi occupo all'interno dell'associazione dell'ufficio formazione e risorse umane e quando a febbraio arriva la chiamata della professoressa Bombi per organizzare questo evento, diciamo bene, anche quest'anno ci siamo.
E così è stato anche quest'anno. Abbiamo attraversato anche degli anni un po' particolari, gli anni della pandemia, e quindi ecco, non dimentichiamo che anche in quell'anno in cui era un periodo molto tragico per tutto il mondo, l'università con la professor Sabombi ha fatto uscire dal cappello un'idea e il corso si è comunque mantenuto. Quindi oggi siamo alla 14ª edizione, c'è stata una continuità anche in quel periodo. L'anno scorso eravamo tutti con le mascherine, quindi oggi dobbiamo essere anche felici per essere liberi nel vederci, conoscerci senza questo impedimento. Quindi questo semplicemente per ricordare che dobbiamo essere felici, grati, contenti anche delle piccole cose, che in realtà sono grandi cose, come potervi ospitare qui quest'anno. Stavo pensando che siamo alla 14ª edizione e da 14 anni abbiamo creato una media impresa, perché sono poco meno di 200 vostri colleghi che abbiamo media, una media piccola, non micro, perché eravate il primo gruppo 12, quindi siamo piccola impresa per quello che è la definizione dell'Unione Europea. Abbiamo attraversato la piccola perché le piccole imprese sono quelle imprese che contano da 50 a 249 dipendenti. Quindi siamo vicini ai 200, quindi abbiamo ancora qualche edizione prima di diventare grande impresa e rappresentanti del nostro Friuli in Argentina, in Brasile e quindi qui chiaramente di ritorno quest'anno. Non mi dilungo sul fatto che noi quest'anno abbiamo organizzato 4 tirocini già anticipati dal nostro direttore e quindi posso però anticipare. Quindi Maria Candela e Eric saranno ospitati da noi in Confatti in via Lungheria a Udine, mentre Natalia Cleva sarà alla Porzio, sempre a Udine, e Adrian Gardella alla Solari di Udine. Io sarò per tutti e 4 a disposizione per fornirvi gli aspetti logistici, oltre chiaramente ai professori di vostro riferimento e tutor universitari, e quindi con Candela e con Eric ci vedremo lunedì 19 alle 14:30, perché la mattina per tutti ci sarà l'incontro formativo sui temi della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, che è un momento obbligatorio che prevede la formazione per tutte le persone che sono ospitate negli ambiti di lavoro, e se siano impresa, università, qualsiasi luogo in cui siete ospitati. Quindi un arrivederci per voi e buona avventura. Tutto quello che si fa con passione viene bene, sicuramente per voi e per tutte le persone e le organizzazioni che vi accolgono è un grande impegno, ma come dico, se c'è la passione vedrete che andrà tutto bene. Buon lavoro, grazie. Le faccio per queste parole e consegno alla direttrice, dottoressa Piu, e uno anche ad Emanuela, se ha voglia. Grazie. Eccolo qua. Eccolo qua. Ecco. Grazie. Il volume appunto dal Friuli al mondo, che è l'aspetto diciamo scientifico del nostro progetto. Grazie a Confati. E do la parola adesso al dottor Diego Sidraschi, che oltre ad essere docente al corso è anche il tutor didattico organizzativo con cui in questi mesi avete più volte dialogato su sollecito della sottoscritta, scrivi, chiarisci, che sappiano bene tutto quello che devono fare. E ringrazio quindi anche Diego per questo lavoro che che continuerà a svolgere in questi giorni, oltre a tenere le sue lezioni, e procediamo con il tirocinio formativo con gli aspetti legati all'altra associazione e diamo appunto i nominativi delle sedi. La Solari, soltanto una piccola, avete presente i grandi tabelloni negli aeroporti? Bene, sono fatti dalla Solari, non solo questo, ma questo è forse il dato più noto della Solari in Udine, che il tabellone dove abbiamo detto 1 ora e mezza di ritardo da Roma a Trieste era fatto dalla Solari. Prego. Ma in tutto il mondo.
Allora, ringrazio la professoressa Bombi, vi rinnovo il benvenuto, ma noi ci siamo già visti all'arrivo sabato direttamente dove alloggiate, e adesso appunto vi do ancora qualche altra informazione relativa ai tirocini. Allora, oltre alle persone, oltre a Confafi che ha appena parlato, il Cura Pedonale che ha appena parlato, l'altra associazione che ci dà una mano nel trovare tirocini è la cooperativa Alpe Adria, la cui presidente è Paolo Benini e Stefano Chiandetti in particolare ci hanno appunto molto aiutato nel trovare posto. In questo momento purtroppo non sono presenti perché hanno avuto un altro impegno all'ultimo momento, ma appunto faccio io e vi dico appunto chi sono gli interessati. Oltre appunto alle 4 persone appunto che sono state citate poc'anzi, appunto presso la cooperativa Alpe Adria andranno a fare il tirocinio Rossio Munoz e Rossio Campofratti. Io adesso ve lo dico solo così, poi dopo da domani nel dettaglio vediamo proprio l'indirizzo preciso, vi faccio vedere anche la mappa, la cartina dove dovete andare, quale autobus dovete prendere, non vi preoccupate, saremo molto precisi. Proseguo nel dire che oltre appunto non tutti fanno il tirocinio con queste cooperative, ma anche appunto i nostri dipartimenti, oppure prima ancora un paio di voi andranno all'Accademia Tiepolo, Accademia di Belle Arti, e sono in particolare, per la quale ringraziamo Fausto De Garutti, e sono appunto Isadora e Ita Lucio, e Loredana Luissi, andranno appunto a questo posto. E invece, sempre in questo ambito, all'Istituto Volta, per il quale ringraziamo il dottor Mauro Pozzana, andrà Marielle Traface, andrà appunto a fare tirocinio in questa sede. Dicevo, oltre a questi tirocini, alcuni verranno svolti all'interno di altri dipartimenti della nostra università. In particolare ringraziamo la professoressa Pellegrini, che non è potuta essere con noi, ma era con noi presente a sinistra la dottoressa Federica Fiori, appunto, che seguirà Laura Visentini, che appunto andrà a fare il tirocinio al D4A, al Dipartimento di Scienze Alimentari. Inoltre, cosa ti manca? Ah sì, certo, Emanuele Teresin andrà al Viso, ringraziamo il geometra De Montis, e appunto andrà in questa sede che è qua vicino. Inoltre, l'ultima è la Carolina Zaia, andrà al Dame, per le quali ringraziamo il professor Carlo Pucillo, che fino a poco fa era qua con noi. Penso di non aver dimenticato nessuno, se qualcuno ha dimenticato qualcuno ve lo dite. E beh, allora, tirocinio, come sapete, occuperà le 2 settimane centrali della vostra permanenza qua, e inizierà dal pomeriggio di lunedì, perché al mattino farete il corso sulla sicurezza, per il quale ringraziamo anche l'ingegner Gino Cappellari. Per quanto riguarda il tirocinio, come sapete, è una parte molto importante del vostro percorso, perché appunto vi farà toccare con mano la realtà produttiva del Friuli Venezia Giulia attuale, e non solo, ma prima di andare a ringraziare anche tutti gli altri che hanno aiutato a creare proprio, o comunque a gestire il corso di perfezionamento in valori identitari, cedo la parola a Massimo Percotto dell'Accademia della Cucina. Ringrazio Massimo, un attimo un saluto a Massimo Percotto, che è delegato della sede di Udine dell'Accademia Italiana della Cucina, che è l'altro nostro partner. L'Accademia Italiana della Cucina è la più importante accademia che si occupa di valorizzare e promuovere la cucina italiana, e ringrazio Massimo Percotto e l'Accademia, ringrazio anche il precedente delegato che ha avviato questa collaborazione con il corso valori identitari, e cedo la parola a Massimo. Grazie Raffaella, grazie per l'opportunità anche quest'anno di incontrare questi ragazzi, e un benvenuto a tutti voi in Italia e in particolare in Friuli Venezia Giulia. Il mio intervento di domani, saremo insieme un paio d'ore, parleremo tutti, io vorrei che domani parlaste soprattutto voi, e il mio scopo è quello di aumentare la vostra competenza linguistica in fatto di gastronomia. Voi sapete che quando si studia una lingua straniera la prima cosa che si impara sono i saluti, la seconda è tutto quello che è legato al cibo, giusto?
Ecco, quindi approfondendo questa competenza linguistica parleremo un po' dell'approccio alla gastronomia, le differenze culturali sull'approccio al cibo che possono essere tra i vari paesi, le varie nazionalità. Parleremo di quanti modi ci sono per ordinare un caffè, per bere un caffè in Italia, sono circa 50, che voi dovete conoscere tutti, altrimenti non supererete l'esame finale. Ecco, quindi tutte queste cose che sono diverse nei vostri paesi rispetto all'Italia. Ripercorreremo un po' la storia, la geografia del territorio del Friuli per capire quali sono anche nell'ambito della nostra regione le varie differenze culturali. Ho sentito parlare di vostri antenati che provengono dalla Gorizia, da Mossa, da Colombs. Ecco, voi sapete che queste tre località fino a 100 anni fa non erano in Italia, quindi ecco perché ci sono creati tutti questi incroci di culture diverse nella nostra regione proprio dovute alla collocazione geografica e diciamo, i popoli che sono passati di qua. Sarà una cosa, come dico, interattiva, quindi non vi annoierete, anche perché avrete ancora qualche residuo di jet lag e quindi rischiate di addormentarvi, e ci vediamo qui domani mattina. Grazie di nuovo e buon corso a tutti. E ne approfitto per ringraziare ancora qualcun altro, ovvero intendo ringraziare l'ufficio master dell'Università di Udine, in particolare la persona di Nunziana Mastrangelo, che appunto con cui forse vi siete interfacciati nel momento dell'iscrizione, nel momento del mandare l'iscrizione, mandare i documenti, e Marianna Cozzicoschi dell'ufficio master, dell'ufficio Tirocini, che appunto è quella grazie alla quale non siamo riusciti a gestire questa cosa. Vi do ancora il mio benvenuto, avremo modo di parlare lungamente. E grazie di tutto, ripasso la parola alla professoressa. Bene, abbiamo chiuso questa cerimonia di apertura del corso Valori Identitari. Ringrazio tutti, nessuno escluso, non nomino nessuno perché la macchina organizzativa, come avete capito, è molto complessa. Non ho ringraziato e voglio ringraziare Cristian Canciani, che era qui prima, con cui appunto a febbraio decidiamo di fare la famosa prima telefonata a tutto l'apparato organizzativo e anche a Chiandetti di Cooperative e a Manuela De Faccio, per cui partiamo con questa macchina che inizia a gennaio in sostanza, ci vogliono questi 6 mesi per portarla avanti, perché è una macchina abbastanza complessa. Ringrazio Diego, che ormai li chiamo per nome perché conoscete tutti, Francesco, qua ce ne sono 2, Costantini e Zuin, per il lavoro. Ringrazio Delia, Emanuela e Susanna, le nostre giovani dottorande o dottoresse di ricerca, perché hanno collaborato attivamente per organizzare questo corso. Una sola piccola, anzi 2 piccole cose in chiusura. Iscrivetevi al gruppo Valori Identitari e Imprenditorialità, perché il gruppo deve aumentare, l'impresa deve un po' crescere, quindi iscrivetevi a quel gruppo. E quando Manuela De Faccio giustamente ha fatto riferimento agli anni della pandemia e alla riconfigurazione che abbiamo fatto del corso, vi invito ad andare a vedere quello che è stato fatto, cioè delle lezioni interattive online sul sito Valori, sul sito del laboratorio di comunicazione linguistica, che è il nostro laboratorio, cui ha fatto cenno prima il prorettore. All'interno del nostro laboratorio che coordina c'è la sezione su valori identitari. Vi trovate lezioni interattive che abbiamo fatto online durante il periodo della pandemia, in cui non abbiamo evidentemente potuto organizzare il corso. Sono lezioni tenute da Francesco Costantini, da Franco Finco, sul Friuli, sulla lingua friulana, quindi tutti i docenti che troverete e che incontrerete qui. Vi prego di essere puntuali alle lezioni e di seguire con costanza tutto, anche perché bisogna raggiungere il 100%, adesso qui mi calo, il 100% della presenza a lezione per poter poi fare e ottenere il certificato del corso di perfezionamento conclusivo di tutto questo progetto. Grazie a tutti e buon valore identitario e imprenditorialità. Grazie anche.